io desideravo se ste non per saltare da dosso. Hanno mia fatto perché, ma su ste, me lo farò, non te l'è, e se la fortuna, se no, il ma se vede me, ma anche la sua la più grande. E allora scritto dentro duro questo qui perché io scritto di lavoro da rendere da scarsare tutto quello mi ha purtroppo mi ha lasciato un segno. Io ho visto una baionetta di coda sciò, una griglia da me la vedo, ma sporchi dentro una divisa nigra. Io ho visto una faccia d'angelo, calzoniera del far punte contro la panza, il 7 mese di gravidanza. Distinto reagì. A sus balsensi un car per saltare da l'os, ma sono messa a braccia dirti, immobile, paralisé. Di solo l'immagina quanto io desiderei quel momento e se stevano. Fin da allora le ragione sorella. E il 22 luglio da compessi anni. Ma se fosse ste un uomo, a se gli stessa suo compleanno. Certo, poesie lunghe, poesie più curti e poesie che trattano anche di quando eri bambino come questa, no? Ma i putin di go, chi ne crei putin una volta, secondo te? Con tutti sto più besta, più bene anche putin, certo che una volta a subire da torturi, che si faceva tutti come dal mummio, no? Beh, già, sì, hanno scritto ancora. te provvedi il quello, insomma. Noi diciamo miceno, già miceno. Tutta diversa, dialetto a volte. io mi butto. Allora, andiamo a pagina 6. Il puteice è dire e in cu. Proverbio, brutto in faccia, bello in piazza. Posè su due cavallette di assi, righe come salam da capa ai pe coi fassi, e in funzione del portinfano, da comodini e da parapet, due scrani spaieti in fianco al letto, uno il bocchele e il basio per i bisogni da notte. E si sempre raccomandè, se avrei che diventa il mio sgabben che resta in dritte mie sgablè, dalla testa ai pe fa sei per bene. Adesso, per tirare dita ai gambi bene, non ti devo un panolino. Per il culo il busur da schiena, pomate e vaselina. Per il fiecativo un digestivo. E per me soltanto un bel purgante. Però sapere alimentare si fa senza passare, senza tirare, comincia per standare e va via tanto di ferro. Rispetto a loro capisco in me adesso. Se presto tornare al puntello mi torno a rendere bene gli stessi. Beh, insomma, anche a te, che cogli da ridere, cogli invece, ecco, meno da ridere, una che la fa ridere sicuro le quanti personaggi, che insomma, anche questa che è la storia vera. Capito la stessa? Ecco, anche quella che andiamo a raccontare adesso, insomma, adesso ti direi anche a te. No, comunque principi, per quali, anche se alla fine, al principio sono obbligati a dire che le mie tutte erano, io ho quasi scritto tutto quello che ho visto e sentito, ma sono sempre stati, io sempre parlo poco su questi temi, e io ascolto. E si parleva, io non scrivevo. Quindi tanti difetti del mondo. Forse mi ex per esempio, al Milan, anche al Ross e il Milan. E vabbè, o no? Ecco, da volte invece ti chiami quella di no? A volte i comunisti e i cristiani non hanno aperto, adesso gli sangue. Beh, vedete qual è la faccenda. Per esempio al Mere e al Petros, che Oller al Milan e Oller al Ross, ti chiami quella di Si sei posto scusate uomo. Te a pagina 41 del descritto. Al Mere del Petros, prete in cappella non vite da. Al passino tutti gli ste preteso per la strada di San Bernardino, a steva la mano ed era corretto. Però, anche quel don filo di spetto. Non è mio signore il ciclista, ma non è un comunista. Se la sterca in fondo del canale, quando arriva, a pensa al mettere alla prova col cornato da mettere verso la stazione sul passo e poi dare una lezione. Bandiera rossa, a capaga ascoltare le terra rossa del che spus caper. Col motivo le stifle proprio alla disguste che si scappa il pugno. Le scatte sui pedei, poi le torna in testa, l'arbe sul culo e tira sulla veste pur l'amore un gran scorso.
perché il mare era un bulpon. Ti strippetti rosso San Bernardino e tu vedi tuo compagno del Granlese. A ste povero magagno da sigara per la figura che ha fatto fare. Talmente se ne tote in Guinea, che ha detto la roba, salò, a tutto il clero, il suo Vaticano, che in sul di lei della spia di americani. Un ste insulti gravi in Morello, la persa contro anche il clerichero. Gli abitanti erano fuori, erano in corso di strada e hanno visto e sentito come le randeva. Quando in Morello arriva in stazione, polvrente, suderente, non parlavano di sonno, stoffe sfinì la serie quei cani. In smuntasò spolvrei di sti guardai di oggi della mano. Perdendo la volere deve imparare una lezione. In fondo al mai sinistra al mondo. Mai più con un prete una competizione, perché me mentre i poverati lavorano lo rimane in capo. Morale, bandiera rossa, un bel scorso, una volere del canale alla stazione. Sergio era il 95, forse la seconda metà dell'anno. Prima non lo conoscevo, no? Cosa fare? Anche Vazzari. No, stavo dicendo che ho conosciuto Sergio che era la seconda metà del 95, prima non lo conoscevo. È venuto un giorno a trovarmi in ufficio, ricordi? Come no? È venuto Ho cominciato a vivere. No. È venuto, io non lo conoscevo, lui mi ha cominciato a parlare e l'ho ascoltato, è una persona veramente interessante perché aveva tantissime idee e quello che mi ha impressionato da subito era di fronte a una persona certamente non giovanissima però ricca di entusiasmo. Credo che sia la cosa più importante, la cosa che tende a contagiare, è la cosa che così porta subito a entrare in sintonia e diventare un po' amici, no? E che questa persona tra l'altro si era e mi ha lasciato trasparire che dentro di lui aveva tutta una serie di cose che voleva portare fuori, aveva dei progetti da realizzare, delle idee da confrontare con degli altri, forse anche dei traumi, credo delle cose anche intimamente che ancora ti pesavano e forse ti pesano tuttora, no? E questa cosa qua effettivamente mi aveva molto colpito, questa cosa qua, perché insomma il primo approccio con una persona di solito è più formale, no? O informale, insomma, e allora ho detto con lui, guarda, ci siamo dati per del tuo evidentemente, se ci sono queste cose che intendi realizzare, le cose che si tendono a portare avanti, in modo particolare San Bernardino, che è una frazione abbastanza piccola, dove evidentemente non ci sono i fermenti di interessi che ci possono essere in una comunità come quella del centro storico di Novellara, secondo me questa è una bella cosa, secondo me si può cercare di iniziare a fare qualcosa insieme, non gliel'avessi detto. Perché lui aveva questo grandissimo sogno in particolare, era quello di dimostrare agli altri effettivamente che c'era una manualità che lui possiede ed è bravissimo oltre a scrivere delle cose molto belle da tramandare agli altri. A lui dispiaceva tantissimo che tutta una serie di mestieri, di capacità di fare, non ci fosse più la possibilità di trasmettere a qualcun altro. Non voglio entrare nel discorso che diceva Marco prima perché l'ha detto così bene che sarebbe anche un peccato dire qualcosa di sbagliato rispetto a quello che voleva dire lui, no? Ecco, lui questa cosa è riuscito a realizzarla, tra l'altro è riuscito a realizzarla in condizioni, diciamo così, senza grandissime strutture, senza una grande pubblicità, senza degli apparati che gli abbiano dato una mano. L'ha realizzato per la sua volontà di fare, è riuscito ad aggregare altre persone, perciò è riuscito a trasmettere a degli altri questa sua straordinaria passione, di dentro poi sono nate, come di solito succede, delle altre iniziative. E lì a San Bernardino direi che è diventato un luogo dove ci sono tante persone che si riuniscono e che si sono messe insieme e producono delle cose molto molto belle, no? Non so questo. Grazie a Mario. Grazie a Mario Pavese, a tutti quelli che parlavano. Ecco, io direi che da quel momento lì lui si è anche un po' identificato come rappresentante di San Bernardino presso la nostra comunità, tant'è che ha partecipato anche alle elezioni amministrative ricevendo tra l'altro tantissimi suffragi, tantissimi voti, e non è facile ricevere tanti voti perché di solito la gente tende a votare una lista piuttosto che votare i candidati. In quel caso lì invece è venuto esattamente l'opposto, è stato votato il candidato piuttosto che la lista,
perché è una persona che è conosciuta, perché è una persona